sono convinto che i veneziani abbiano scelto e questa scelta avrà delle ripercussioni evidenti, insomma. Noi puntiamo sul lavoro e sulla sicurezza. Il primo intervento che faremo sarà sulle persone che hanno più bisogno, su quelle persone che sono spesso dimenticate, di cui tutti si approfittano parlandone e pochi, insomma, affrontando le cose realmente. Io sono civico, una lista civica, sarò il sindaco di tutti, proprio di tutti, di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato. Questa è una città importante, una grande città del mondo, io voglio farla tornare a camminare sulle gambe della tolleranza, dell'inclusione, ma lo dico e lo ripeto, le regole a Venezia le facciamo noi. Abbiamo avuto un mandato preciso dagli elettori nel segreto dell'urna, abbiamo fatto una campagna elettorale mi sembra assolutamente elegante e di questo voglio ringraziare il senatore Casson, perché è stata una persona assolutamente leale e per bene, al di là di alcune, diciamo, sottolineature che io non condivido. Credo soltanto che sia stato sconfitto il partito del no. Penso di rappresentare il partito del lavoro, delle persone che vogliono fare le cose per bene, non abbiamo nessuna idea di fare niente a nessuno, soltanto cercare di rimettere, ripeto, in asse questa barca che sta oggettivamente sbandando. E questo lo facciamo per tutti, per l'interesse degli anziani che non hanno sicurezza, dei giovani che non hanno il lavoro, delle donne che stanno perdendo la libertà e poi per dare un grande progetto a questa città. Io sono una lista civica, l'ho già detto, ho chiesto l'aiuto di tutti quelli che me l'hanno voluto dare, da destra e da sinistra. Hanno votato i cittadini, io credo che i cittadini, c'è qualcosa di nuovo nella politica. I cittadini non si fanno più ingannare dalle sigle, dalle conventicole, dalle lobby. Io credo che i cittadini liberamente si sono informati, è stata una campagna elettorale molto ricca, anche di dibattiti, di contenuti, eccetera. Mi sembra che la questione vera fosse tra chi vuole realizzare alcune cose, noi l'abbiamo espresso con molta chiarezza, cioè le navi e la crocieristica deve restare a Venezia, deve restare alla Marittima facendo il giro del canale di Petroli, Porto Marghera deve ritornare a crescere e per cui i protocolli delle bonifiche devono essere semplificati, dobbiamo ritornare a camminare. Dobbiamo credere che Murano possa ricominciare a essere un'industria che macina lavoro e crea lavoro, posti di lavoro. La stessa cosa vale per il Lido. Deve esserci questo grande progetto strategico per il Lido che riprende dalle grandi mostre, dalle mostre del cinema fino a, adesso bisogna mettersi a seduti, ma dobbiamo tentare di ricomprarci addirittura l'ospedale al mare per magari riproporlo a qualcun altro che però voglia farlo veramente un ospedale, si tenga ancora questa idea della sanità al Lido. Noi abbiamo una serie di cose operative da fare, c'è sicuramente la sicurezza e c'è la legalità. Per uno che vende una borsa contraffatta, che non si sa chi l'abbia prodotta, che non si sa se abbia o no pagato i diritti dei lavoratori, e non li ha pagati di sicuro, non ha pagato la pensione, non ha pagato le tasse, non hanno pagato l'INPS, l'INE, la salute. Ecco, allora cosa succede? Si va a chiudere, in cambio di una borsa contraffatta, si chiude una borsa fatta regolare in fabbriche dove invece si paga tutto questo. Per cui questa illegalità chiude anche le fabbriche, non è solo una questione di concorrenza a Venezia per il commerciante che si sente anche defraudato, evidentemente preso in giro. Non è solo una questione di sporcizia locale, ma questa cosa da Venezia sarà un grande segnale verso il Made Venice, il Made in Italy. Dobbiamo credere di nuovo nell'originalità, nel diritto delle persone di poter agire nel consesso delle regole. Per cui noi non siamo intolleranti, tutt'altro, è esattamente il nostro welfare, lo possiamo mantenere se rispettiamo le regole. Siccome Venezia è una grande vetrina nel mondo, è un grande posto di passaggio, un luogo di inclusione di popolazioni che vengono da tutto il mondo, è proprio per questo che a Venezia deve esserci il simbolo della legalità italiana, deve esserci ordine, deve esserci pulizia, deve esserci decoro, ma lo facciamo. Ma lo spiego, ma lo voglio spiegare pubblicamente ancora meglio e non mi stancherò di dirlo. Non è per intolleranza verso qualcuno, ma è per rispetto delle regole che gli altri rispettano, perché la falsa concorrenza ammazza l'azienda pulita. Noi abbiamo chiesto un voto segreto alle persone. Per cui nel segreto dell'urna i cittadini veneziani dicono scegliamo la legalità. I veneziani vogliono camminare con le loro gambe
I veneziani non vogliono più pensare allo statalismo, ma alla sussidiarietà, cioè l'idea che chiunque voglia fare qualcosa in questa città, dentro lo Stato di diritto ovviamente, dentro le regole, ma possa farlo. Non deve essere più il cittadino che viene a mendicare in comune, è il comune che deve venire a ringraziare voi cittadini di esserci e di darci una mano. Dobbiamo rovesciare il problema. Noi siamo trasversali, abbiamo anche l'appoggio di tante altre forze politiche che come noi capiscono e ci hanno dato grande respiro, con grande generosità, ci hanno dato fiducia e carta bianca per agire proprio in queste cose che vi ho appena detto. Si tratterà di trovare assessori competenti, alcuni nomi li ho fatti prima, li avevo fatti prima del voto, per cui ho detto Boraso, ho detto Francesca Zaccariotto, Pierangelo Bellati, perché sono persone che ci hanno messo la faccia. Qui gli altri non mettono mai la faccia e poi arrivano i soloni da fuori e vogliono i posti di assessore. I posti di assessore, i posti li troviamo tra di noi. Questa sera, insomma, penso abbiamo fatto abbastanza, abbiamo festeggiato a Mestre, qui mi sembrava giusto e simbolico, perché questo è il comune e questo resterà il comune, che ne abbiano dette di tutti i colori, ci mancherebbe altro che spostiamo Cafarsetti. Quello che importa è sapere che ci sono tanti cittadini che hanno tante aspettative. Io darò tutto me stesso, tutto il mio cuore, perché veramente i vostri sogni, le cose che voi pensate, che avete in animo, si possono realizzare. So che da solo non ce la posso fare, ho bisogno di tutti voi e non è detto che non vi chiamerò anche a raccolta, perché quando ci sarà da parlare con la sovrintendenza, col prefetto per la storia dei profughi, per tante altre cose, è bene che la cittadinanza non solo sia informata ma sia attiva. E per cui non finisce così, finisce che non si dà più una delega e poi c'è il sindaco che provvede, ma ci sarà un sindaco diverso. Io penso a una democrazia partecipativa dove il più possibile le persone siano informate e cercheremo di risolvere i problemi insieme a casa nostra e faremo le regole insieme a casa nostra, cercando di veramente accontentare tutti e non una parte. Per cui io col cuore vi ringrazio e devo dire una cosa ultima. Volevo ringraziare tutte le persone che hanno lavorato veramente giorno e notte, tutte totalmente in maniera gratuita, portando non solo a votare ma anche discutendo con amici, parenti, ci avete dato le indicazioni, e ci aiuterete anche a gestire la città. E poi voglio dedicare questa giornata a Stefania, che è il mio grande amore. Perché io penso e farò di tutto perché questa città diventi una città prima di tutto per le donne. L'ho detto e ci credo fortemente. Oh, non capita perché non capita. Ma se capita!